Vorrei, se non ti dispiace Cecilia, tornare sulle vostre proposte, perché ce n'è una di valida che mi piace molto. Ti chiudo dicendo che le mense chiuse, i trasporti, i libri eccetera eccetera, vi dico una cosa, lo sapete che tanti presidi di questa provincia non hanno chiesto il tempo lungo proprio per creare disagio alle famiglie, perché tutti i presidi che hanno chiesto il tempo lungo e prolungato, mi testimonia la Marina, hanno ottenuto il tempo lungo e prolungato, quindi se chiedevano il tempo lungo non l'hanno dato neanche come opzione alle famiglie nel momento della prescrizione, quindi c'è un disegno, voi non c'entrate niente naturalmente, ma c'è un disegno per creare disagio, per dare la colpa al governo. Dopodiché, scusa, diritto allo studio, ti risulta che ci sia gente che non ha diritto ad andare a studiare? A me risulta Matteo, a me risulta che ci sono sempre più difficoltà per gli studenti che hanno di meno. Guarda, che allora, per esempio, l'idea per quanto riguarda l'università, se vogliamo spaziare del fondo per il merito. sì. Guardi, io sono dispostissimo e la nostra associazione è dispostissima a discutere di merito nel momento in cui, come dice la nostra Costituzione, si parte da uno stesso punto di partenza e ogni... Quando tutti gli studenti hanno le stesse capacità e partono dallo stesso punto di partenza per accedere al grande livello di istruzione. Ad oggi, con i tagli che sono stati fatti un po' di più, secondo noi non c'è più questa capacità, perché delle famiglie che devono pagare, tu sai che sono le rette più basse del mondo quelle che ci sono in Italia, delle famiglie che devono pagare 400 euro all'anno per i libri dei figli, delle famiglie che devono pagare 400 euro all'anno per gli abbonamenti. Matteo, su questo io sono d'accordo, guarda, io porto avanti una battaglia. Matteo, allora, i libri di testo, non dice, il buono per i libri di testo era uno strumento che la regione del Veneto, così come altre regioni, avevano stanziato nel momento in cui c'era la possibilità di farlo, ma non è uno strumento obbligatorio, mi spiego. Fermo restando il fatto che non pensare che siano stati tagli, ti ho detto dove sono andati i soldi, non è che hanno tagliato lì e hanno buttato via tutto, hanno concentrato tutti i finanziamenti, io ti parlo anche di finanziamenti su progetti che avevo fatto io, Istituto Italiano Lingua 2, avevo 200.000 euro, non è niente in un bilancio regionale, ma si è preferito anche quelli metterli tutti nel discorso degli ammortizzatori sociali. Io trovo che questa scelta sia una scelta difficile, ma che permette alle famiglie di poter non uscire dal mondo del lavoro, perché restano all'interno del mondo del lavoro, e poter avere uno stipendio, qualcosa a fine mese per poter mettere sopra la cena. Allora, sul discorso dei libri di testo sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te. È una battaglia che sta portando avanti anche il Ministero, e ti spiego come, ed è una battaglia che è contro le case editrici. Quindi questo Ministero, la Ministra avrà avuto mille difetti, posso capire tutto quanto, però un merito glielo diamo, che è stato il primo Ministro a dire che i libri di testo devono essere scelti e non devono essere cambiati neanche con gli aggiornamenti, però staccati in modo che uno può comprare solo l'aggiornamento, e che dal 2011-2012 i libri di testo devono essere solo quelli che si possono scaricare online o metà in metà. È il primo ministro che lo fa, uno. È un punto a favore da quel che... Diamole questo. No, ma le dico come viene ad oggi usata questa circolare. Diamole un attimo. Tutte le amministrazioni provinciali, tutte le scuole si sono mosse per il comodato d'uso, che non dipende dal governo, dipende dalla volontà di ogni singola scuola. Anche la nostra provincia ha messo a disposizione fondi per il comodato d'uso dei libri di testo e per il discorso dell'online, per il discorso dello scambio online, cioè anche le singole scuole l'hanno fatto e hanno ricevuto fondi che non arrivano dal Ministero, ma devono arrivare da altri enti, okay? Quindi diritto allo studio. E dopo, all'interno di ogni scuola, lo sapete meglio di me, c'è un comitato genitori che tratta dei fondi per le persone in difficoltà. All'interno di questi fondi ci sono sempre stati fondi per venire incontro alle esigenze di famiglie che non potevano accedere ai libri di testo. Questo. La seconda cosa, dopo perché me la sto scrivendo, io trovo che fra tutto quello ci sono moltissime inesattezze su quello che avete chiesto, molte cose sono già state, ci sono già le normative per attuarle e spetta
spetta alla singola persona attuarle, perché io la mia didattica in classe l'ho sempre fatta come dici tu, con i banchi messi in un certo modo, ma spetta al singolo docente, il programma, ogni singolo programma. Adesso un programma a moduli non è più un programma temporale, cioè storia della letteratura, uno può fare un autore del 400, un autore del 500, non è obbligato a farli tutti. Se poi l'insegnante non si stacca dal suo modello di scuola, dal modello di scuola che lei ha studiato, il problema per è noi didattica alternativa vuol dire anche per esempio utilizzare lo strumento che è anche internet, un grande strumento. Come facciamo noi studenti a utilizzare internet quando il governo, con i tagli che ha fatto, perché insomma ci sta venendo a dire che la regione e la provincia hanno dovuto fare dei tagli, sono stati difficili, poi i tagli sono stati imposti dal governo nazionale e su questo noi l'abbiamo detto come secondo noi non doveva essere salvata l'istruzione pubblica da questi tagli. Per quanto mi riguarda, vuol dire anche per esempio avere dei computer che funzionino nell'80% delle scuole di questa provincia, anche della regione, ci sono dei computer che, anche per esempio il Ciorioli, il Sofigazzetta, due punte di diamante, ci sono dei computer che hanno 15 anni fa. Lei è quella che gestisce il mio bilancio e io ho mandato, allora non so chi se li tiene questi soldi che mando io per le strutture, Vedi che non sono sufficienti. ma non so, io mando tutto quello che mi chiedono, viene dato, sai, viene dato. Ma ti dico solo che i contributi sono aumentati, addirittura l'anno scorso 83.000 euro, 288 non saranno tantissimi. Ti ho fatto tutta la lista degli arredi scolastici, visto che la Moretti ha detto che si devono comprare i banchi e le sedie, evidentemente quelli che vanno alle elementari e alle medie, ma quelli che vanno alle superiori di sicuro di no. E per quanto riguarda le spese di funzionamento, queste spese di funzionamento che ho messo tutti gli istituti della nostra provincia, qua ci sono le utenze di luce, acqua, gas e telefoni. Quindi vedi quello che la provincia dà come rimborso, io ti lascio tutto quanto. E qua l'utilizzo dei locali, invece questo è una politica di risparmio, ma ti dico come leggerla. Queste sono le strutture che noi prendiamo in locazione perché ci mancano, per esempio le palestre, piuttosto non so, strutture tipo altre scuole che dobbiamo però pagare. La mia politica è stata di andare a ritrattare tutti gli affitti, non è che non li ho più presi in affitto, li abbiamo presi in affitto ugualmente, però sono andata a rivedere tutti gli affitti, a fare contratti in modo diverso. I soldi che ho risparmiato qua, li ho investiti in struttura scolastica, quindi laboratori, macchinari, eccetera, eccetera. Quindi i risparmi che ho fatto qua saranno investiti l'anno prossimo in altre strutture. Però questo, i 3.573.000 in questi anni qua, sono soldi che ho pagato di affitto per palestre. Invece trovo molto. Quindi lei sostiene che non esiste nessun problema di edilizia scolastica in questa provincia? Ma per quanto riguarda le scuole superiori, ti parlo di scuole superiori che sono quelle ci sono delle scuole, ci sono delle sedi che sono veramente molto fatiscenti, dove ci sono la succursale del Fogazzaro, la prima che viene in mente in città, che è un liceo. Quale? Cioè la seconda succursale del Fogazzaro, Sant'Antonino, ci sono le scale che scricchiolano in una maniera spaventosa e ci sono gli tonici che cadono, ci sono delle scuole a Valdagno. Il Ciclissimo, San Lorenzo. Guardi, ce ne Lei è andata l'anno scorso. Sono entrate i vigili del fuoco, abbiamo tutti i certificati di regolarità. Al Ciclissimo di Valdagno ci sono delle classi che si vedono tra i muri perché ci sono dei buchi. I buchi non li ho mica fatti io, tesoro, se il ragazzo scavando per i buchi. Tra un muro e l'altro c'è un buco. Tra un muro e l'altro c'è un buco fatto da chi? Dubito che siano tutti gli studenti a bucare un muro. Allora guarda, c'è una mail istituzionale dove arrivano tutte i presidi, hanno l'obbligo perché la sicurezza della scuola fa capo al preside, il preside è responsabile della sicurezza, poi c'è tutto un comitato come responsabile, sapete bene, no? Ecco, ogni anno noi c'è una mail diretta che fa capo all'assessore Galvanin, dove arrivano tutte le segnalazioni delle scuole della provincia di Vicenza e alle quali si risponde con una nostra azienda che ha vinto l'appalto per andare a fare gli interventi, okay? E vengono fatti sulle loro segnalazioni, quindi se il preside di Valdagno mi segnala che c'è un buco, credo sia difficile che noi non lo andiamo a
se posso dire una cosa, mi scuso intanto per irritarlo, purtroppo la rete ferroviaria veneta. No, quella dell'abbonamento è una cosa eccezionale, Ecco, quella è una cosa, è un'idea fantastica. Sulle proposte, tanto io non mi dispiace non aver partecipato fino all'inizio della discussione. C'è stato uno scontro vivace, Ecco. però io non vi domando scusa, No, perché non mi sento di aver offeso nessuno. Sinceramente non ci ho mai incontrato ed è subito partito dicendo che non avevamo proposte, facevamo semplicemente contestazioni. Beh, questa qua sì, ci sono delle cose che sono proprio... No, e poi lei dice che siamo stati preparati a tavolino da luglio su partiti di estrema sinistra, non so perché percezione. Io ho guardato il vostro sito, sono andata nel vostro sito, ho visto le vostre foto e ho fatto delle deduzioni che possono essere le anche foto sbagliate, delle ma... manifestazioni, io le posso dire che noi siamo come associazione, siamo partitici al nostro interno, stanno persone che della politica partitica assolutamente non si interessano. Ci sono all'interno della nostra associazione ci sono persone che non si interessano dell'attività partitica e ci sono persone che invece si interessano molto dell'attività partitica, che a seconda può essere appunto fatta all'interno di movimenti come quindi noi l'agenda non ce la facciamo scrivere da nessuno, anche perché non ne abbiamo bisogno, nel senso che abbiamo fortunatamente un'associazione nazionale che produce tutti i documenti, ha rapporti diretti col Ministero facendo parte del tavolo di confronto con le associazioni studentesche, quindi non abbiamo bisogno che qualcuno ci passi l'agenda, ce la scriviamo da soli. Quindi quelle che vede qui, per carità, messe in una maniera molto sintetica, perché ripeto, dovremmo essere per ognuno di questi, bisognerebbe fare come minimo un dossier di 50 pagine, come minimo, anche perché ci sono tutti gli esempi che andrebbero portati eccetera. Quindi queste sono proposte che noi nel lavoro durante gli anni, a differenza degli altri soggetti del movimento studentesco, abbiamo voluto portare come proposta. Quindi sinceramente vi dico come coordinatore regionale di questa associazione che ha delle responsabilità verso i propri iscritti e verso la coerenza con il lavoro che propone che fa. No, a me particolarmente dispiace quando da parte di un'istituzione, in questo caso l'assessorato che lei rappresenta, cioè ci attacca in base a senza averci mai incontrato e come dire, se non altro la risposta è stata giusta, cioè adesso ci stiamo incontrando. No, all'inizio i toni che sono stati usati sono stati assolutamente eccessivi e esageratamente negativi da questo punto di vista. Per questo, anche perché poi lei ha inserito i nostri genitori, ha detto questi dovrebbero seguirci più. Guardi, io non penso che ognuno di noi, di quelli che fa associazione, abbiamo dei genitori che... eccezionali. Esatto. Purtroppo no, non tutti i genitori, non posso dire che tutti i miei genitori sono eccezionali. Comunque quella persona che mi ha seguito nella mia vita è stata una persona eccezionale. Un punto di riferimento. Lavoratrice assolutamente, tra l'altro non un estremista per niente, quindi, anzi. Quindi ripeto, no, per dire che quindi da qui le dico per piacere almeno su quello, perché su quello io mi sono sentito ferito, non tanto offeso. No, perché anche mia madre non accetto che si possa dire che mi ha educato in una maniera malvagia. No, non ho detto che mi hanno educato male, ho detto questo. Ho consiglio ai vostri genitori di seguire un po' di più. Vuol dire che fino adesso. Ma vedete fate dietrologia. Non mettete in bocca cose che non ho detto. Fermatevi alle dichiarazioni che ho fatto, senza interpretazioni. Finisco con anche voi non siete stati teneri, no, Cecilia. Anche la tua mamma è stata tenera. Mi ha fatto difendermi il lavoro che ha fatto. Mi ha dato della becera, io ho usato aggettivi del genere. Beh, credo che sia becera. Noi abbiamo considerato molto offensive. Becera. Allora avete una visione diversa dalla mia, delle parole, dell'italiano. Provando ad andare, io per natura mia posso dire una cosa. Ma scusa Cecilia, dopo io non ne parlo più. Le dichiarazioni che ha fatto tua mamma al giornale, dove ci sono degli aggettivi sì offensivi nei miei confronti, non hanno suscitato in me reazioni, non ho reagito nei confronti, lo potevo fare perché la tua mamma ha usato le parole che ha usato guardando un'intervista di TVA dove io non avevo toni di veemenza, dove non avevo toni beceri, tu puoi andarla a rivedere, quindi è stata veramente, sono state delle affermazioni offensive e io non ho reagito nel modo la stessa misura con cui lei aveva fatto noi. Allora, non ne veniamo fuori.